Buongiorno, buongiorno di nuovo in diretta con Focus TG. Partiamo da Padova perché ancora accoltellamenti, ancora violenza. Vediamo il titolo del mattino di Padova: 2 accoltellamenti nel giro di un'ora, feriti 3 ragazzi ed un poliziotto. Andiamo subito in diretta da Valentina Visentin a Padova, davanti alla stazione, perché c'è un fermo. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, noi siamo qui ai piedi del cavalcavia Borgomagno, alle nostre spalle la stazione, poco lontano Piazza De Gasperi, il luogo dove ieri pomeriggio sono avvenuti questi 2 episodi di violenza a distanza di un'ora più o meno l'uno dall'altro. Tutto è cominciato poco lontano da dove siamo qui adesso. Qui invece è stato, diciamo, l'epilogo, la conclusione, ma tutto è iniziato intorno alle 2 in Piazza De Gasperi, quando la polizia, che era impegnata nei controlli di quella che ormai tutti conosciamo come la zona rossa, è intervenuta in Piazza De Gasperi su segnalazione di alcuni residenti, e qui hanno trovato un 21enne pakistano con una ferita alla nuca. Hanno cominciato a cercare il suo aggressore, che è stato poi individuato, e questo è il primo fermo. Si tratta di un 25enne italo-tunisino. Non è stata ritrovata l'arma, il coltello con cui avrebbe ferito il 21enne pakistano, ma in tasca aveva anche della droga, e quindi al momento è stato fermato non solo per le lesioni ma anche per la detenzione della sostanza stupefacente. Ma poco lontano da Piazza De Gasperi, qui ai piedi del cavalcavia Borgomagno, alla fermata del tram, poco dopo la polizia è intervenuta nuovamente perché c'erano altri 2 ragazzi molto giovani con delle ferite al braccio. Uno è stato individuato ed è stato portato in ospedale. Si tratta di un 27enne tunisino ferito al braccio, che si è accasciato proprio qui vicino a dove siamo noi in questo momento. E ora le indagini della polizia ovviamente si stanno concentrando per capire se tra questi 2 episodi avvenuti così a distanza ravvicinata, non solo per tempo ma anche per luogo, ci sia un possibile collegamento. Ma intanto ovviamente si torna anche a parlare di sicurezza, visto questi 2 episodi, e qui con me c'è Carlo Forner, che è il presidente della consulta di quartiere 2 Nord, ovvero il quartiere Arcella. Come residenti, questi episodi, quanto è accaduto ieri pomeriggio, vi preoccupano? Che percezione c'è in questo momento all'Arcella della sicurezza? Sì, parliamo di percezione, ma nella realtà dei fatti la zona è sicura. Ecco, questi sono episodi chiaramente che coinvolgono chi spaccia droga, e per le zone probabilmente ci sono litigi di questo tipo. Ne abbiamo avuti altri piccoli esempi, conosciamo bene soprattutto appunto certe etnie che si contendono a coltellate queste zone, però la popolazione sa, comprende, c'è un controllo costante del territorio, ci sono i servizi sociali che cercano di fare di tutto per cercare di venire incontro a questi, perché sono persone chiaramente che hanno problemi di inserimento sociale, e trovare in tutti i modi le forze per poter diminuire questi episodi e venire incontro con la comprensione, con l'aiuto, per toglierli dalle strade, perché questi delinquono perché non sanno cos'altro fare, e quindi è bene trovare delle alternative. Lei diceva ieri, questa non è di solito zona di nordafricani, e a volte qui si sono verificati dei litigi anche piuttosto violenti, dei liti violenti tra nigeriani per il controllo dello spazio. Sì, no, ma non è mai successo che usano il coltello. Ecco, ci sono magari un po' di baruffe, ma anche perché spesso si trovano, ci sono alcuni luoghi dove si ritrovano, bevono un po' troppo, e poi quando bevono chiaramente si scaldano gli animi, ma non sono pericolosi, tra virgolette, per la cittadinanza. Ecco, quindi io do un messaggio comunque di attenzione, perché chiaramente anche noi presidenti siamo stati incaricati da Bonavina, il nostro assessore, per controllare meglio il territorio,
e quindi abbiamo contatti costanti con la polizia locale per segnalare eventualmente dove ci sono casi sospetti o criticità di questo tipo, e quindi anche questa ha dato delle soluzioni, perché adesso noi abbiamo delle zone che sono meglio controllate, zone frequentate appunto dai cittadini, come non so il Bingo, che è una zona abbastanza sempre stata un po' pericolosa, nel senso di spaccio, e la Galleria San Carlo adesso è bella pulita, cioè, quindi stiamo ottenendo dei buoni risultati, e quindi anche la percezione cambia, perché di fatto come reati in genere abbiamo visto anche la polizia locale che ci dà il resoconto semestrale, sono in calo e aumentano il ritrovamento di hashish soprattutto, e quindi penso che in questo momento la cosa principale è quella di cercare nella socialità e nell'intervento ad esempio dell'assessore Colonnello, che lavora molto bene, riportare queste persone in una socialità giusta. Grazie mille, e noi vi lasciamo facendovi ascoltare la testimonianza del titolare del fast food, che ieri è stato tra i primi ad allertare la polizia, che è arrivata qui per rilevare appunto la seconda aggressione. Davanti al suo fast food, proprio alla fermata del tram di Via Aspetti, ai piedi del cavalcavia Borgomagno, le chiazze di sangue. È qui che si è accasciato il secondo ferito del pomeriggio di violenza a Padova, vicino alla stazione. A raccontare la scena avvenuta tra i passanti Ali Mohammad, titolare del fast food bengalese che da oltre 20 anni gestisce il locale. I ragazzi sono venuti qua e già feriti, e dopo si è fermati qua, si sgocciolava il sangue, perdeva il sangue, è tutto qua. Ma quanti erano? Erano 4-5 persone. Quindi non hai visto l'accoltellamento? No, guarda, qua non hanno litigato di niente. Qui sono caduti, cioè si è accasciato. Sono già venuti qua, si è fermati e c'era un altro signore che ha chiamato l'ambulanza. Il ferito è un 27enne tunisino accoltellato al braccio, è stato portato in ospedale. Secondo alcuni testimoni la lite con altri stranieri è iniziata in vicolo Aspetti. Succedono tutti in Arcella, non solo qua, e dopo ogni tanto si accoltellano, ogni tanto fa con le bottiglie, sai che spaccano le bottiglie di birra, quelle cose. E adesso se guardo di 5 anni prima, adesso è molto meno già qua, perché io ho cercato di pian pianino allontanare da qua. Poco prima delle 14 in piazza dei Gasperi invece era stato ferito alla nuca durante un'altra lite tra stranieri un 21enne pakistano. La polizia ha fermato il presunto aggressore, un 25enne italo-tunisino, e ora si indaga se tra i due episodi ci sia un collegamento. Anche un poliziotto è rimasto ferito. Grazie Valentina Visentin. Lutto nel mondo del calcio e del giornalismo televisivo. È morto Bruno Pizzul, voce storica del calcio italiano. Aveva 86 anni, è deceduto all'ospedale di Gorizia. Aveva raccontato i mondiali del Messico 1970, Corea 2002, gli europei del 72 e del 2000, le coppe internazionali di 30 anni, insomma, in sostanza la voce del calcio per 30 anni, ovviamente per il calcio in senso lato. Torniamo alla violenza, vediamo i controlli straordinari delle forze dell'ordine nelle aree a ridosso di Campo Marzo a Vicenza. In stazione sono stati individuati 2 uomini che bivaccavano nei bus che poi sono stati espulsi. Controlli mirati delle forze dell'ordine in centro storico e in particolare nell'area della stazione Campo Marzo. Ieri le pattuglie della Polizia di Stato, Polizia Locale, Guardia di Finanza e Carabinieri hanno setacciato le zone maggiormente segnalate dai cittadini per contrastare la criminalità diffusa e verificare la presenza di stranieri irregolari. 129 le persone identificate, di cui 25 con precedenti e 51 di nazionalità straniera. Obiettivo sensibile in particolare l'area della stazione autolinea SVT Viale Milano, rifugio abituale abusivo di balordi aggressivi. All'interno dei pullman sono stati trovati numerosi giacigli di fortuna e 2 uomini intenti a bivaccare, un bengalese e un italiano, che sono stati portati in questura per l'identificazione. Nei loro confronti sono state avviate le procedure rispettivamente di espulsione dal territorio nazionale e l'emissione del foglio di via da Vicenza.
Servizio di Daniele Garbina. Adesso andiamo in Val Brenta perché c'è Chiara Gaiani con i Vigili del Fuoco, forse l'ultimo allenamento sulle rive del fiume perché c'è il rischio che spunti una centrale elettrica. Andiamo in diretta, a te Chiara. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Andrea Benetti ci troviamo qui a Valstagna. Ringraziamo Ivan Pontarollo che è il delegato regionale della Federazione Italiana Kayak. Alle mie spalle il briefing dei Vigili del Fuoco del soccorso fluviale arrivati dalla Sicilia, che sono qui da domenica e resteranno fino al 15 marzo proprio per formare i nuovi soccorritori che entreranno nei fiumi, ma anche entreranno in azione anche in caso di alluvione in tutta la regione Sicilia. Dicevi direttore, l'ultimo allenamento? No, speriamo di no, ma in realtà che la nuova centralina che dovrebbe sorgere a circa 1 chilometro a monte dal punto in cui ci troviamo in località San Gaetano metta a rischio il fiume, questo è sicuro. Già oggi ci sono qui un centinaio di atleti che si stanno formando canoa rafting, ma non stanno scendendo in acqua perché la portata del fiume è troppo bassa. Ivan Pontarollo, lei il Brenta lo conosce molto bene, bisogna assolutamente evitare che questa centralina continui a togliere acqua dal fiume. Sì, ma ci sono delle motivazioni serie. Uno, perché abbiamo già 6 centraline qui nei dintorni e questo tratto unico navigabile ha un interesse pubblico che è superiore a quello di una realizzazione della centrale idroelettrica. Abbiamo notato che è inclusivo perché l'associazione Freedom ha dimostrato che fa attività con i diversamente abili. Lo sport, perché ho visto i vostri servizi con il presidente regionale che ha dimostrato che è terra di campioni con 3 medaglie olimpiche d'oro. Non è pappa questa 3 medaglie d'oro olimpico per la nazione Italia. Dunque abbiamo il fatto che è inclusivo, il fatto che è terapeutico, con l'associazione oncologica ha dimostrato che svolge attività qui con il rafting, col Dragon Boat per le loro pazienti e che è una cosa molto importante, sostenuta anche dalla Regione Veneto. Oggi abbiamo qui i Vigili del Fuoco che da tutta Italia da 25 anni vengono qui a prepararsi, addirittura mi pare aver capito che stanno pensando anche a un centro nazionale qui di formazione. Dove dobbiamo andare? Aggiungiamo il tema ambientale, in questi giorni non c'è acqua, non riusciamo nemmeno a navigare, andiamo ad aggiungerci un prelievo di acqua su questo tratto di fiume che è già sacrificato di sé nel tratto da Primolano a Bassano, che ci sono già 6 centrali. La portata media in questi 60 anni è dimezzata e sta continuando il trend in diminuzione. Vediamo le poche precipitazioni, vediamo la poca nevosità e questo è un segno di arresto di derivazioni, non di incremento. Lei lancia proprio un appello da qui da Valstagna, tra l'altro insomma lo possiamo vedere in questo ambiente bellissimo, in questa giornata anche splendida. Sì, l'ambiente è bellissimo, soprattutto le infrastrutture che sono create in questi anni, cioè noi è 60 anni che ci lavoriamo qui dentro, le amministrazioni comunali, la regione stessa ha finanziato progetti, percorsi, approdi, aziende che si sono sviluppate sul territorio, è diventata la nostra economia. Il sindaco l'altro giorno ha detto, il tema è la produzione di energia, è come mettere una pala eolica in piazza San Marco, noi siamo piazza San Marco, noi siamo piazza San Marco. Un'ultima cosa, visto che abbiamo Ivan Pontarollo, ricordiamo, ve l'abbiamo raccontato, la tragica alluvione che ha colpito il museo qui vicino a ottobre, siamo alla vigilia della riapertura della stagione, siete pronti? Siamo pronti, da buoni valligiani l'amministrazione comunale si è attivata subito con gli uffici, il 16 marzo apriamo le grotte di Oliero, anche se abbiamo avuto questa purtroppo disavventura, ma con l'aiuto anche dei miei collaboratori, dei collaboratori dell'amministrazione comunale, i tecnici e anche il sindaco e gli assessori, siamo puntuali all'apertura del 16 marzo e vi aspettiamo anche numerosi, spero. Allora davvero ringrazio Ivan Pontarollo, ringrazio per la collaborazione tecnica Andrea Benetti, direttore, la linea può tornare allo studio. Speravamo di vedere i Vigili del Fuoco in allenamento, ma al momento sono fermi, purtroppo. Sì, stanno facendo il briefing. Ecco, vabbè, intanto tu poi farai un servizio per stasera, li vedremo in azione. Grazie a Chiara Gaiani e al nostro operatore Andrea Benetti. Allora adesso invece andiamo
andiamo da Christian Arboit con Alberto Pivetta per la parte tecnica, Conegliano, perché sono arrivati al comando della polizia locale le body cam. Vediamo. A te, Christian. Direttore, buongiorno. Ecco le body cam, sono proprio appena arrivate e cambieranno la vita agli agenti della polizia locale del Coneglianese, che sono sempre in prima linea e che nel tempo hanno acquisito non solo nuove competenze ma anche nuove incombenze. Con me il comandante della polizia locale Claudio Malamace e il sindaco Fabio Chiesa. Adesso il comandante ci spiega come funzionano queste bodycam di ultimissima generazione, che hanno anche un costo insomma importante, ma poi ne parleremo. Come funzionano? Sì, la bodycam, il funzionamento è simile alle altre, a quelle che avevamo prima, soltanto che queste sono della stessa ditta che ci ha fornito il taser, quindi sono interconnesse, per cui a una semplice estrazione della fondina del taser automaticamente si accende la telecamera e va a registrare tutto quello che succede davanti all'operatore. Dove viene posizionata solitamente la telecamera? Solitamente viene posizionata qua al petto per avere proprio un'immagine di contesto ad ampio raggio, può essere posizionata anche al cinturone, ecco, decide l'operatore in base al contesto in cui opera dove posizionarla. Ne sono arrivate 8. Sì, per il momento ne abbiamo acquistato 8 che sono delle dotazioni di reparto, per cui le pattuglie operative durante il giorno si doteranno appunto di queste bodycam, e quindi man mano che un turno finisce vengono depositate nella dock station, che sarebbe questo supporto dove la telecamera, una volta riposta, va sia a caricarsi a livello di batteria, ma anche a scaricare tutte le immagini video e audio in un cloud, dove poi le immagini sono naturalmente immodificabili, e questo è un altro vantaggio di questo tipo di telecamera. Allora, riprendiamo in mano questa bodycam e raggiungiamo con il comandante Malamace, il sindaco Fabio Chiesa, la centrale operativa. Grazie Alberto Pivetta che sta facendo i salti mortali. Raggiungiamo la sala operativa, è una delle principali sale operative non solo della marca trevigiana ma dell'intero Veneto. Pensate, sono 300 le telecamere connesse con questa sala operativa, non solo per quanto concerne la città del Cima ma tutta l'area del Coneglianese, e qui, direttore, saranno trasmesse, dico bene comandante, le immagini di queste bodycam. Sì, l'operatore di centrale operativa, una volta che la bodycam è interconnessa con il sistema, può visionare tutto quello che accade di fronte all'operatore. Questo è un vantaggio sia per la tutela dell'operatore ma anche per i cittadini stessi, perché tutto quello che sfugge all'occhio umano può essere catturato dalla bodycam. Allora, sindaco Fabio Chiesa, quanto costa una bodycam? Di che impegno finanziario stiamo parlando? Per la bodycam costa circa 800 euro, ma l'impegno finanziario riguarda non solo questo per il 2025, ma anche i taser che sono stati acquistati, in tutto un impegno da oltre 20.000 euro che fa il paio con quello nel 2024 relativo all'unità cinofila. Ricordiamo che siamo, come dicevi te, in uno dei comandi più avanzati della regione, un comando che abbiamo fortemente voluto qualche anno fa, che ha visto un investimento da oltre 600.000 euro, e devo dire che adesso chiudiamo il cerchio con i nuovi mezzi che abbiamo comprato anche lo scorso anno per quanto riguarda le autovetture e le motociclette, e devo dire che veramente abbiamo fatto un impegno notevole, ma questo ci permette, come vedete da questo comando e da questa centrale operativa, di tenere sotto controllo tutto il territorio, così insieme ai Carabinieri e alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza si ha veramente un controllo capillare, quello che ci ha aiutato anche a risolvere molte delle situazioni critiche che c'erano negli anni scorsi. Allora, tra l'altro è arrivata questa partita di bodycam, 8 bodycam, ma non è tanto il discorso dell'impegno finanziario quanto la procedura che c'è dietro, perché insomma le normative sulla privacy, e lo sappiamo guardando anche al dibattito politico a tratti feroce su questo, sono stringenti. Ma assolutamente sì, la cosa su cui invitiamo a ragionare chi oggi legifera a Roma è proprio che già i comuni fanno fatica a trovare risorse finanziarie, ci impegniamo per risolvere i problemi dei cittadini, ma abbiamo bisogno di una burocrazia più snella e abbiamo bisogno di fare in modo che la privacy non venga sempre invocata da chi purtroppo vuole delinquere, ma bisogna pensare che la tutela di tutti venga prima della privacy di ciascuno di noi. Bodycam che servono anche contro quello che è un fenomeno ormai generalizzato, Grazie, quello Christian. delle aggressioni, comandante.
Sì, perché spesso magari gli aggressori solitamente cercano di passare da aggressori a vittima, ecco, andando a alterare quella che è la realtà. E quindi grazie alla bodycam questo non accade, perché appunto viene immortalato il fatto così com'è, quindi realmente come accade. Grazie comandante, grazie sindaco, direttore. Grazie Cristian. Andiamo a Venezia perché c'è la conferenza stampa del presidente Luca Zaia, ci sono le domande dei giornalisti, sentiamo. Ma stiamo lavorando, ovvio che c'è un percorso che va fatto con ministeri, con tecnici, partite dal presupposto che noi già abbiamo tutto il lavoro preparatorio fatto, quindi oggi si tratta semplicemente di concordare le modalità rispetto ad alcune specifiche competenze. C'era stato già un rinvio 2 settimane fa perché i ministeri non avevano effettivamente rispettato la tempistica. Si è detto fra 2 settimane e siamo a oggi. Ma hanno fatto un incontro lunedì scorso. Lunedì hanno fatto un incontro i tecnici. Se c'è il dottor... Sì, lunedì, oggi cos'è, martedì? No, l'altro lunedì. So che c'è stato un incontro a livello... Tra le 4 regioni, non con i rappresentanti dei ministeri. Ma anche con il Ministero. Se chiedete al dottor Gasparini vi dia informazione. Non ci risultava. Io ho visto un report però. Vabbè, sarà... Lei non ci vede uno stallo, il succo della faccenda è questo. Ma guardate, allora, che non facciano i salti di gioia penso che non, sia un dato evidente, ma semplicemente perché c'è un approccio culturale secondo me sbagliato. Ma sentite, io sono passato attraverso tutti i deserti, tutti i luoghi più impervi, non è che adesso mi preoccupo, vedo già una pozza d'acqua, possiamo abbeverarci, possiamo rifocillarci e quindi non è che mi fanno paura queste fasi. Le vere fasi problematiche sono state quando ci hanno impugnato il referendum nel 2014, le vere fasi problematiche sono state quando abbiamo fatto tutto sto dibattito nazionale, prima la legge quadro, non la legge quadro. Adesso abbiamo una legge, abbiamo 3 sentenze della Corte, vi ricordo che sono 3 le sentenze della Corte. C'è quella del 2015 che dice a quelli che hanno impugnato il nostro referendum che il referendum sa da fare e l'autonomia costituzionale. C'è quello contro la legge Calderoli delle 4 regioni che dice che l'autonomia è costituzionale e bisogna investire sul regionalismo, e poi c'è la bocciatura, sempre con la sentenza della Corte, del referendum, per cui penso che se qualcuno vuole ancora interpellare la Corte lo può fare, arriveremo alla 4ª sentenza a nostro favore. Noi abbiamo avuto un terreno molto impervio e, come sempre ripeto, chi è alla nostra opposizione che fa i ricorsi a tutt'oggi, parlo di tutti quelli che si sono fatti fotografare assieme con le firme davanti alla Cassazione, a tutt'oggi le stesse persone non sono state in grado di firmare uno stesso progetto alternativo sull'autonomia. Se tu chiedi a qualcuno ma c'è un progetto alternativo? No, ma perché in quella foto ce ne sono alcuni che sono contrari all'autonomia, non hanno un progetto alternativo. Altro? Sì, frugo 10 secondi, se no... Sì, cosa succede? Facciamo un'intervista, se no non risparmiamo. Adesso fermo. Tutto a posto. Ultimissima cosa e poi... arrivo subito. Ultimissima. Oggi si riunisce il Comitato Ristretto per il Fine Vita che conta peraltro fra i membri Zanettin come correlatore e anche Erika Stefani, che si sta spendendo molto su questo fronte. Voi come Regione continuate ad aspettare l'esito, ad esempio, di un'eventuale impugnazione della legge della Toscana, oppure parallelamente state andando avanti? Ma noi stiamo analizzando il tutto, però sarebbe fondamentale anche capire gli elementi dell'impugnativa, onde evitare di stare lì a produrre materiale che poi sarebbe oggetto ancora di impugnativa. Io spero che il Parlamento si decida, ripeto, la maggioranza degli italiani vuole il sì al fine vita, no? Ma il sì tutelato al fine vita, ma tutelato non nel senso che è senza se e senza ma, tutelato anche nei confronti del fragile, che deve essere garantito dal fatto che ci arrivi in libertà di coscienza, che non sia, che non ci sia un percorso che si attua sotto pressioni esterne. Oggi ho scritto anche una lettera al Patriarca, non so se l'avete vista. Di risposta, non è di risposta, ho visto il suo intervento su un quotidiano e ho inteso portare la ragione, perché far passare l'idea che i governatori sono i nuovi untori a me non va, nel senso che
se vogliamo discutere di fine vita dobbiamo dire sempre in premessa, il fine vita in Italia in questo momento esiste. Se discutiamo del fine vita dobbiamo dire il fine vita esiste, dopodiché ha delle falle perché non c'ha i tempi di risposta prestabiliti, non si sa chi somministra il farmaco, ma il fine vita esiste in questo Paese e per questo motivo io penso che il Parlamento debba regolamentare, diciamo, quello che la sentenza non può regolamentare. Allora, Luca Zaia sul fine vita e prima sull'autonomia avete sentito, tra l'altro in questa conferenza stampa è stato annunciato che Bassano del Grappa è stata scelta come città veneta della cultura 2025. È stata selezionata Bassano del Grappa tra 16 candidature pervenute alla Commissione Cultura e valutate da una commissione esterna. La soddisfazione prima anche del sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco. Adesso andiamo in diretta dal nostro inviato a Cormonza, Omar Costantini, davanti alla casa di un grande giornalista televisivo che purtroppo è mancato questa notte, Bruno Pizzul. A te, Omar. Sì, grazie direttore per la linea. Siamo per la precisione all'esterno del Palazzo Municipale di Cormons con il primo cittadino Roberto Felcaro, proprio per ricordare la figura di Bruno Pizzul che è mancato nella notte. Innanzitutto una notizia: i funerali si svolgeranno venerdì 7 marzo alle 14:30 proprio qui in Duomo a Cormons. Allora, chiaramente signor Sindaco, tantissimi aneddoti, perché Bruno Pizzul non era solo un giornalista, un cormonese doc, era un ambasciatore di Cormons all'estero, no? Sì, assolutamente. Oggi per noi sicuramente non è una bella giornata, lo ricordiamo con grande affetto tutti, tutta la comunità naturalmente si stringe attorno alla sua famiglia. Bruno era Bruno, cioè era uno di noi, era un cittadino cormonese che ci teneva a esportare quello che è la nostra realtà ovunque, nel momento in cui li facevano nelle varie interviste che rilasciamo magari la domanda sui nostri territori, e ci rendeva tutti quanti sempre orgogliosi, perché naturalmente un personaggio come lui è un personaggio che porta e crea naturalmente importanza. Ma a me piace ricordare l'uomo perché naturalmente le sue capacità professionali erano note a tutti, ed è una persona che, come giustamente dicevi tu, di aneddoti ne ha portati tanti. Uno su tutti che mi piace ricordare erano le finali degli europei Italia-Inghilterra, dove lui si è prestato a fare la telecronaca della partita a Cormons durante un evento, una manifestazione che facevamo nella nostra cittadina, con davanti a un mega schermo ci ha deliziati della sua telecronaca, e in quel mentre ha avuto la possibilità anche di dire siamo campioni d'Europa, che era una cosa che lui rimpiangeva sempre di non aver potuto fare nelle sue telecronache che conosciamo tutti, tipo ai mondiali degli anni Italia 90 eccetera. Senta signor Sindaco, prima di concludere, Cormons chiaramente si prepara a rendere l'ultimo omaggio al suo cittadino più illustre. Sì, assolutamente, sarà venerdì, il feretro sarà esposto dalle 10 di mattina presso il Duomo di Cormons, luogo dove si svolgeranno anche i funerali alle 14:30. Naturalmente sappiamo che, visto quanto era amato, ci sarà tantissima gente a rendergli omaggio, e noi naturalmente saremo in prima fila per cercare comunque di essere presenti e per portare quello che è l'importanza di questo ambasciatore di Cormons che ha fatto tanto bene sia a livello professionale ma anche per il nostro territorio. Grazie a Roberto Felcaro, sindaco di Cormons, per questo ricordo in omaggio di Bruno Pizzul, che è deceduto, ripetiamo, nella notte all'ospedale di Gorizia, dove si trovava ricoverato da alcuni giorni. Da Cormons è tutto, ripasso la linea al direttore per la prosecuzione del programma. Grazie molte Omar Costantini della nostra redazione di Udine, con i nostri registi Italo Morao, Tommaso Migotta. Andiamo a Venezia, torniamo a Venezia perché i giornalisti stanno intervistando il presidente Zaia dopo le sue dichiarazioni. Sentiamo. E questo ci permette di essere oggi, diciamo, i pontieri con gli Stati Uniti. Ovviamente l'Europa deve rimanere unita, perché se si va in ordine sparso noi comunque lo paghiamo caro questo conto. Se riusciamo a dar vita all'asse UE-USA non ce n'è più per nessuno, non c'è partita. E dopo la lite con Zelensky deve cambiare un po' l'atteggiamento dell'Europa oppure resta? Ma guardi, io ho visto la conferenza stampa, intanto non è stata un'imboscata perché è seguita a un incontro privato. Dopo ho visto tutta la conferenza stampa, che ho voluto anche pubblicare con una traduzione in intelligenza artificiale in italiano, ma anche con i sottotitoli
per la versione in inglese. Ho visto due leader che si sono confrontati, si sono fatti un sacco di complimenti all'inizio, hanno parlato, Trump ha detto a Zelensky: voi siete stati coraggiosi, fai i miei complimenti ai tuoi generali, ai tuoi soldati, eccetera. Ho visto un Trump che ha parlato anche della necessità di fare compromessi, ha detto: io nella vita ho vissuto sempre d'affari e il compromesso è la base di ogni accordo. Ho visto un dialogo nel quale si è parlato di 2000 morti a settimana tra i soldati e della necessità di arrivare subito a un armistizio. Giustamente Zelensky ha sottolineato che per 25 volte l'armistizio non è stato rispettato da parte di Putin, ma Trump ha anche risposto: io faccio da garante. Io penso che alle vite umane bisogna rispondere, la perdita di vite umane si debba rispondere con ovviamente l'armistizio, per poi avviare un processo di pace. Quindi è un tema di diplomazia. Riarmo dell'Europa, che valutazione dà? Lo chiede un obiettore di coscienza. Io penso che le guerre hanno un inizio e una fine. Sono 60 focolai di guerra nel mondo e tra i più importanti l'Ucraina e il Medio Oriente. L'inizio e la fine, la durata tra l'inizio e la fine è direttamente proporzionale all'azione della diplomazia. Deve scendere in campo la diplomazia, dobbiamo arrivare a un armistizio, non possiamo pensare che con armamenti, con riarmi e altro si possano chiudere le guerre, perché poi alla fine le guerre si chiudono tutte con un armistizio. Facciamo in modo che arrivi velocemente. Presidente, oggi inizia il digiuno staffetta per Trentini e dal governo, insomma sembrerebbe che ci si stia avvicinando ad una sua liberazione per poterlo riportare a casa. Noi ci siamo interessati in tempi non sospetti, abbiamo parlato con la Farnesina, l'indicazione è stata quella di dire cerchiamo di sapere che si sta lavorando in loco, l'attività diplomatica è in corso, poi io mi fermo qui e spero che possa aggiungere l'effetto desiderato, che è quello di riportare a casa il nostro concittadino. Buon lavoro ragazzi. Torniamo in diretta, eravamo ovviamente in diretta da Venezia con Ilaria Marchiori e con Sandro Ponchio. C'è stato un altro gravissimo incidente stradale che ha ricordato un po' la strage di Santo Stefano di Cadore. Per fortuna non c'è stato un bilancio altrettanto grave. La nonna, un bambino e la madre sono state investite da un'auto e solo la madre 59enne in gravi condizioni, illesa la nonna e il piccolo che aveva sulla carrozzina. Sì, buongiorno da Belluno. Sono gravi le condizioni di salute di Susi Dalfar, la donna di 58 anni di Belluno, che ieri è stata travolta lungo il rettilineo di Baorche di Limana mentre era in passeggiata con il nipotino di 3 mesi circa e la mamma di quest'ultimo. Incolumi fortunatamente sia il piccolo che la mamma. L'incidente è accaduto attorno alle 15 e il conducente dell'auto, un 62enne del posto, ha riferito di essere stato abbagliato dal sole, di non avere visto le due donne, neppure il passeggino, ma l'auto ha urtato anche il passeggino che si è cappottato. Il guscio ha fortunatamente protetto il neonato, che per precauzione è stato tenuto in osservazione al San Martino di Belluno. La 58enne ha riportato un politrauma, soccorsa dal personale del SUEM. La donna è stata elitrasportata al Cafoncello dall'elicottero Leone 1 dell'ospedale di Treviso, che era in piazzola a Belluno dopo aver prestato servizio per soccorsi sulle piste da sci. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri del radiomobile di Feltre e della stazione di Trecchiana. L'auto del 62enne è stata posta sotto sequestro ed evidentemente le indagini sono in corso. Si stanno cercando anche eventuali testimonianze. È tutto per il momento, gli aggiornamenti nel telegiornale di questa sera. A voi. Grazie molte, grazie a Tiziana Bolognani, responsabile della nostra redazione bellunese. Andiamo avanti con la cronaca. Una sedicenne violentata durante una festa, è accaduto a Treviso il 10 giugno del 2023. Un 27enne della Guinea a processo.
Una serata di divertimento, una festa tra amici, ma poi la stanchezza aveva preso il sopravvento ed una sedicenne si era coricata sul divano e si era addormentata. In quel momento è scattata la violenza. Un 27enne della Guinea si è avvicinato, le ha tolto i vestiti e l'ha violentata. La giovanissima si è svegliata ed ha tentato di opporre resistenza, ma nulla ha potuto contro l'uomo che ne ha approfittato. Ora il 27enne è a processo per violenza sessuale aggravata e per minacce. La vicenda è accaduta il 10 giugno 2023. La minorenne si era recata alla festa con degli amici, mai avrebbe pensato di trovarsi ad affrontare un vero incubo. Non solo, il 27enne l'ha anche minacciata più volte per non farle raccontare nulla, fino a quando la giovane, spaventata e traumatizzata, dopo aver parlato con gli amici, ha deciso di confidarsi con il padre. Immediata la denuncia. La giovane, tramite il genitore, si è costituita parte civile rappresentata dall'avvocato Fabio Pavone, il 27enne invece difeso dall'avvocato Enrico Marignani. Intanto continua l'inservizio di Daniela Sizzia, continua l'indagine su un grave fatto di bullismo, un ragazzo che a Montebelluna ha invitato ad ammazzarsi una compagna anoressica. Si stanno così verificando le chat sui telefonini e sui profili social. Vediamo. Si stanno concentrando sui profili social di presunti vittime e carnefice i militari dell'Arma trevigiana che con tutta la delicatezza del caso stanno ricostruendo quanto successo in una scuola superiore di Montebelluna qualche giorno fa. Duplice la segnalazione, una è stata fatta dalla scuola, l'altra tramite denuncia da una ragazza 19enne con disturbi alimentari affetta da una grave forma di anoressia e per questo ricoverata in una struttura specializzata. Ammazzati il messaggio mail ricevuto dalla giovane contornato da alcune bestemmie, e questo tramite la piattaforma di didattica e-learning messa a disposizione dall'istituto. L'autore è stato presto individuato in un suo compagno di scuola della stessa età che in un primo momento avrebbe negato ogni addebito, ma tutto ricondurrebbe a lui. Si procede per ingiuria, ma è chiaro che se confermato il quadro ci si troverebbe di fronte a qualcosa di più grave, vero e proprio bullismo con incitazioni al suicidio su un soggetto già fragile. La 19enne in quel frangente era rientrata da poco a scuola dopo una lunghissima assenza. I carabinieri, analizzando i profili social e sentendo dei testimoni, stanno capendo se si tratti di un fatto singolo o se fosse stato preceduto da altri episodi simili di scherno e body shaming. Scherno e body shaming. Torniamo a Venezia perché sta parlando il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, Bassano del Grappa, città della cultura 2025. Sentiamo. Bassano, su cui si discute troppo, forse. Sì, è una battaglia che noi non molliamo, ovviamente quello che chiediamo in particolar modo al governo e al ministro Nordio è di decidere questa partita. Da 12 anni abbiamo uno stabile completamente chiuso che va a condizionare altri 4 stabili di proprietà del comune e, ripeto, è una richiesta che arriva da un territorio che conta ben 500.000 di abitanti, 3 province, più di 70 sindaci, tutte le categorie economiche e gli ordini professionali, e quello che chiediamo è la riapertura di un presidio di giustizia per migliorare i tempi della giustizia, perché qualcuno nel 2012 ci aveva raccontato che chiudendo il Tribunale di Bassano sarebbero migliorati i tempi, invece i tempi sono peggiorati in un'area dove abbiamo delle zone anche disagiate, oltretutto abbiamo anche tutta l'area dell'Altopiano di Asiago che è una zona montana e quindi con tempi lunghissimi per raggiungere Vicenza, quindi è una necessità del territorio, soprattutto se consideriamo che il Veneto ha una corte d'appello e la Sicilia ne ha 4. La Pedemontana può essere fondamentale per lo sviluppo della città. Ma la Pedemontana è una grandissima risorsa perché da quando è stata aperta noi stiamo vedendo i numeri, no? Quindi stiamo crescendo moltissimo da un punto di vista turistico, delle presenze che arrivano da varie parti d'Italia ma anche da paesi esteri, stiamo crescendo da un punto di vista anche dell'economia perché ci sono ovviamente degli interessi nell'investire nel nostro territorio. Diciamo che il bassanese ma tutta l'area della Pedemontana sta vivendo una rinascita. Grazie. Di Bassano avete sentito Nicola Finco, ha parlato anche della dannosa vicenda del Tribunale della Pedemontana che ancora non c'è nonostante tutti i bassanesi e tutta la Pedemontana ne abbia un urgente bisogno. E in collegamento c'erano Ilaria Marchiori con l'operatore Sandro Ponchio. Vediamo adesso un'altra a proposito di proteste. All'assemblea c'erano diversi amministratori dei comuni della Bassa Padovana, l'assemblea della CISL, che ha inviato in questi giorni una lettera perché facciano sentire la loro voce in regione. Parliamo dell'ULSS 6. Sentiamo.
C'è il sindaco di Solesino Elvi Bentani, un consigliere comunale di Este, l'assessore alla sanità di Battaglia Terme. Rappresentano i loro cittadini durante l'assemblea indetta dalla FP-CISL davanti all'ospedale di Schiavonia. Io penso che il tempo delle promesse è finito, è ora di dare delle risposte concrete alle esigenze di questi importanti lavoratori e molte eccellenze di questo importante ospedale della Bassa Padovana se ne sono andate. Dal periodo post-Covid effettivamente diversi primari si sono spostati ad altre USL e questo comunque è un danno per il nostro territorio. È bene ricordare che quando è stato realizzato questo importante polo ospedaliero ne sono stati chiusi 4 ospedali della Bassa Padovana. Quasi 200.000 i cittadini della Bassa Padovana che si rivolgono all'ospedale di Schiavonia e che in mancanza di risposte bussano alle porte dei comuni. Io interpreto le richieste dei cittadini, in questo caso del comune di Battaglia Terme, dove purtroppo l'età media sta aumentando in maniera vertiginosa, ma è una realtà che riguarda tutti i comuni limitrofi, quindi quasi il 28-30% della popolazione ha più di 65 anni, persone anziane che spesso vivono sole, non hanno familiari, non hanno figli e devono accedere al pronto soccorso. Quindi questo è già un problema grosso per i comuni, assicurare la mobilità delle persone anziane. Poi arrivano al pronto soccorso di Schiavonia, che è sotto organico, sia come medici sia come personale infermieristico, e stanno qua ore su ore. È diventata una cosa non più sostenibile. Da settembre Fabio Piovan, medico di medicina generale in pensione, chiede all'ULSS 6 i dati sugli accessi al pronto soccorso di Schiavonia divisi per fasce d'età, con l'obiettivo di fare una proposta. La sua domanda è ancora in attesa. Ho sentito adesso che gli accessi quest'anno, nel 2024, sono stati 56.000. È una cifra spropositata. Servizio di Chiara Gaiani, e andiamo adesso a Vicenza, dove la ripresa economica del centro storico stenta a decollare. Numerosi nodi strutturali che vanno risolti secondo i commercianti che hanno presentato la lista delle priorità al Comune. Per noi c'erano Daniele Garbin e Simone Squarcino. Il problema parcheggio in città è in cima alla lista delle richieste dei commercianti che chiedono all'amministrazione comunale che vengano implementati soprattutto quelli in centro, perché le abitudini sono difficili anche da sradicare. Comunque c'è una grande richiesta per poter frequentare e vivere il centro non solo per il commercio ma anche per le attività culturali e soprattutto per il turismo. Anche i park satellite sono un'opportunità, una modalità anche diversa di frequentare, poter raggiungere con una navetta il centro storico, ma non bastano e i commercianti chiedono il raddoppio del Park Fogazzaro. So che ci sono dei progetti, ma sono progetti che sono a lungo termine. Noi abbiamo bisogno anche di progetti a brevissimo termine, cioè praticamente per ieri. Soluzioni possono essercene, potrebbe essere un ampliamento ad esempio del Parco Fogazzaro, con tempi però non biblici ma tempi immediati. Vicenza ha bisogno di sistemare i parcheggi, l'ex macello non so quanti anni sia, 20-25 anni che devono sistemarlo e si spera che lo facciano il prima possibile per liberare la piazza Matteotti. E speriamo che ingrandiscono gli altri parcheggi. Il problema del centro è che c'è poca gente, è fondamentale anche un discorso di parcheggio. È successo a me ad esempio, uscito da una cena per venire in centro a vedere le luminarie e non riuscivamo a trovare un posto macchina anche se erano le 10:30 di sera. Cioè, non capisco perché non si riesce a fare un parcheggio multipiano in certe zone che può essere Fogazzaro. C'è un progetto per il Fogazzaro di un multipiano, anche approvato. Cosa aspettano a farlo? Fatti i parcheggi si risolvono un terzo dei problemi che ha il centro storico. Bisogna dare vita alla città è spenta, è ferma. Cioè, io insisto sempre che il Park Fogazzaro andrebbe raddoppiato e il Park Santa Corona raddoppiato. Se poi ricaveremo qualcosa dal macello, finalmente dopo tanti anni, ben vengano altri posti parcheggio anche lì. Non demonizzerei l'automobile, ecco, perché se dopo tu mi chiudi il centro come area protetta e a 100 metri migliaia e migliaia di macchine, non mi va bene, o mi chiudi tutto o se no, ecco.
facciamoli venire. Ovviamente anche a me piacerebbe che venissero tutti in bicicletta, ma non è possibile, per cui non demonizziamo le automobili, un po' più di parcheggi meglio. E andiamo adesso ai medici, perché ne mancano 400 nel Padovano, sono numerose le aree che ne hanno davvero bisogno, servono soprattutto nell'Alta Padovana e nella Bassa, nell'area dei Colli e del Montagnanese. Sentiamo Valentina Visentin. Un medico di famiglia ogni 1200 assistiti sopra i 14 anni e un medico di guardia medica ogni 5000 persone. La proporzione rispecchia quelle che sono le direttive dell'Accordo Nazionale per la Medicina Generale. Ecco che allora, calcoli alla mano, in base ai numeri l'USL 6 ha stimato una carenza di circa 400 medici di medicina generale nel territorio padovano. Servono soprattutto nell'Alta Padovana e nella zona della Bassa, area Colli e Montagnanese. Secondo l'Ordine dei Medici, questo dipende non solo dal basso numero di colleghi che scelgono di intraprendere l'ambito della medicina del territorio, ma anche dal fatto che l'accordo nazionale accorpa la figura a quella della guardia medica. Questo dipende sicuramente dal basso numero di colleghi che svolgono il ruolo di medico di medicina generale e che lavorano nel territorio, ma dipende anche dal nuovo contratto collettivo nazionale. Infatti con questo contratto collettivo approvato l'anno scorso si unisce in un ruolo unico la guardia medica e la medicina generale. Sicuramente questo porta a una riduzione quindi delle possibilità di coprire le ore vacanti e anche i vari ambiti territoriali ambulatori sul territorio, e penso che questo non possa essere ovviamente la risposta alla crisi importante che sta vivendo la medicina del territorio in questi anni. Anche secondo un report della Fondazione Gimbe emerge che sempre meno giovani scelgono questa professione. Nel 2024 in tutta Italia non sono state assegnate il 15% delle borse di studio per medici di famiglia, con punte di oltre il 40% in 6 regioni. Le problematiche e la tipologia di pazienti sono cambiate nel corso degli anni e manca anche un adeguamento sull'inquadramento contrattuale. C'è una discussione in corso sull'inquadramento contrattuale che avranno i medici di medicina generale nei prossimi anni. Immaginiamo che questo sicuramente porterà a una riduzione delle iscrizioni in quel corso specifico e porterà a depauperare ulteriormente il nostro territorio da medici formati in grado di seguire le esigenze dei pazienti. Ancora cronaca nera, l'omicidio al bar di Canareggio del novembre 2023, cronaca giudiziaria in realtà. Raffaele Marconi è stato condannato a 17 anni. L'omicidio in un bar di Venezia tra Campo San Geremia e il Ponte delle Guglie, condannato a 17 anni e 4 mesi di reclusione Raffaele Marconi. Il trasportatore 36enne che il 25 novembre 2023 sparò uccidendo con un fucile a canne mozze Khalid Mallat, tunisino di 25 anni, papà da pochi giorni. Il delitto nato da una banale lite per futili motivi, tra cui forse un apprezzamento del tunisino rivolto alla moglie del trasportatore veneziano. Dopo il diverbio il 36enne si sarebbe allontanato per andare a casa e, presa l'arma con la matricola a brasa, tornare in cerca del 25enne sparandogli in faccia. La sentenza è stata emessa con rito abbreviato, con il riconoscimento delle attenuanti generiche che hanno portato a una riduzione della pena. Non essendo stata contestata la premeditazione, la pena è stata ridotta rispetto alle richieste dell'accusa. La difesa ora sta valutando la possibilità di presentare ricorso in appello. Servizio di Anna Maria Parisi, un inseguimento ad alta velocità per le vie di Treviso per colpa di un ventenne alla guida di un'auto senza patente, tra l'altro, che non si è fermato all'alta dei carabinieri e si è schiantato contro un pilone. Sono le 2:30 di notte. Una pattuglia della sezione radiomobile dei Carabinieri di Treviso intercetta lungo Viale Orleans una Mercedes scura. I militari dell'Arma gli intimano l'alt per effettuare un controllo, ma il giovane alla guida, invece di fermarsi, preme sull'acceleratore e scappa. Ne nasce un inseguimento a folle velocità per le vie del centro, fino a quando, dopo oltre 1 chilometro di fuga, arrivato al piazzale Duca d'Aosta, il giovane perde il controllo della vettura e si schianta contro un pilone del cavalcavia della statale 13. Sono momenti concitati, i militari dell'Arma prestano i primi soccorsi all'automobilista, ma il giovane, 20 anni, residente a Treviso, fortunatamente, nonostante lo schianto violento, esce dalla Mercedes illeso. Ma per lui i guai sono iniziati ora. I carabinieri, dopo una breve verifica, scoprono che il ragazzo era alla guida della macchina senza mai aver conseguito la patente. Ora dovrà rispondere di guida senza patente e potrebbe rischiare anche l'accusa di resistenza.
Lo strazio della città di Castelfranco nel giorno dell'addio al piccolo Leonardo Cuccurullo, morto a 2 anni a causa di una rara forma di meningocefalite, vestito da Geco nella piccola bara bianca con i messaggi della mamma e del papà in lacrime. Ti abbiamo portato a vedere il carnevale, le giostre, i costumi, i carri. Lo volevi tanto e lo avevamo promesso. Qui fuori è tutto pieno di supereroi come te e c'è una bellissima atmosfera di festa e di divertimento. Sei bellissimo con il tuo costume da Geco, con la tua coda, la maschera e i super muscoli. Vestito da Geco nella piccola bara bianca, i fiori azzurri e gli sticker come fosse un gioco da fare tutti assieme, è calato il gelo su Castelfranco, dove anche il carnevale si è fermato nel momento dell'addio, quel carnevale a cui il piccolo Leonardo Cuccurullo, 2 anni appena, non vedeva l'ora di partecipare con mamma Anna, papà Omar e la sorellina più piccola Beatrice. Nella chiesa di Santa Maria della Pieve l'ultimo saluto al piccolo, morto a causa di una meningoencefalite da pneumococco, una rara forma di infezione che non gli ha lasciato scampo nonostante i tentativi disperati degli operatori sanitari, prima a Castelfranco, poi a Padova. Sono i genitori ad affidare il loro strazio al parroco e a condividerlo. Era impossibile non amarti. Eri il sole delle nostre giornate e per quanto dure, una tua parola bastava a migliorarle. Mamma, giochi con me? Balliamo? Facciamo una corsa e mi dici imbroglione? Papà, ti nascondi? È al limite dell'incredibile pensare che nemmeno una settimana fa giocavi sul tappetone con la mamma. Un giorno così vicino ma oggi così tremendamente lontano. Siamo ancora in attesa di svegliarci da quest'incubo. Presente il sindaco Stefano Marcon, l'abbraccio di zii e amici è avvolgente. E non ti preoccupare, alla tua mamma, al tuo papà e alla tua sorellina ci penseremo noi. Non li lasceremo mai soli e daremo loro tutta la forza che riusciremo a trovare. Sarai quello che i tuoi genitori sono per noi, ma lo sarai sotto forma di energia. Sarai come le onde del mare, energia che incessantemente si muoverà dentro di loro e dentro di noi. Tutti dobbiamo vivere da supereroi, il messaggio, anche quando già sopravvivere sembra un'impresa. Oggi, purtroppo, è l'ultimo giorno di carnevale e da domani dovremo toglierci i costumi da supereroi e affrontare la realtà. Tu invece sei fortunato, perché indosserai per sempre i tuoi supermuscoli. Né il lupo né il coccodrillo possono più farti paura. Ovunque tu sia, ricordati la missione che ti abbiamo dato prima di salutarci in ospedale. Sei il fratellone maggiore e devi proteggere la tua sorellina, la nostra e la tua piccola Beina, in ogni momento. Sei gechissimo. Ti facciamo 5 infinite coccoline, mamma e papà. E tutta una comunità si è stretta attorno alla famiglia del piccolo Leonardo. Chi la dura la vince, si potrebbe dire, per quanto riguarda gli sforzi per far fronte ai furti nelle abitazioni. Diciamo spesso anche da qui che non si può andare avanti con le continue razzie di bande di predoni che entrano nelle case dei veneti e dei friulani, e Massimo Demma, Cristian Demma, che è il presidente dell'associazione Furti in Corso, si è rivolto al Quirinale, ha chiesto di poterne parlare col presidente Mattarella e se non altro ha avuto una risposta dalla segreteria del Colle. Sentiamo. Con grande shock, perché oggettivamente non me l'aspettavo, e mi sono trovato ieri sera che questo telefono squillava da uno 06 e ovviamente ho risposto anche un po' incredulo, no? Tanto che ho fatto sorridere anche la segretaria, perché pensavo fosse inizialmente uno scherzo o qualcosa del genere, e poi mi fa: guardi, siamo abituati a che la gente pensi che sia uno scherzo, ma in realtà mi ha detto di chiamarla proprio il presidente in persona, cioè il presidente Mattarella. Dopo un primo momento di grande sorpresa, Cristian Demma ha realizzato di essere davvero al telefono
telefono con il Quirinale, una chiamata di oltre 5 minuti in risposta alla PEC che il presidente di Furtincorso aveva indirizzato lo scorso 10 febbraio al capo dello Stato Mattarella, spiegando l'attività dell'associazione e auspicando un incontro con il ministro della Giustizia Nordio. Mi ha detto che addirittura ha cercato in tante maniere di darmi un appuntamento proprio fisicamente per incontrarmi, perché era quello che gli avevo chiesto, ma visti gli impegni istituzionali era praticamente impossibile, e quindi mi ha praticamente riportato le parole del Presidente. Parole di conforto, spiega Demma, quelle del Presidente Mattarella riportate dalla sua segreteria, che ammette lo hanno commosso. Quando mi sento dire che si è informato, ha guardato e apprezza tantissimo quello che sto facendo, spera che continui a farlo, che la gente ha bisogno di persone così che si dedicano anima e cuore alla sicurezza degli altri, ovviamente non potevo sperare di meglio da un lato, e quindi mi ha detto: guardi, per il momento non si riuscirà a fare un incontro fisico, ma chissà. E quindi è stato importante il momento, veramente emozionante. Nella mail inviata al Quirinale, Demma menzionava i servizi andati in onda sulle reti del gruppo Media Nord-Est, che il presidente Mattarella ha voluto visionare prima della chiamata. Ha voluto, proprio prima di farmi chiamare, conoscere tutto quello che è successo e visionare anche i video e le interviste fatte da voi, proprio di Antena 3. La collaborazione con voi come Antena 3 Rete Veneta è veramente incredibile, cioè, siamo riusciti a aiutare con questa sinergia centinaia di persone. Demma ora spera di poter incontrare il guardasigilli Nordio. A questo punto puntiamo a Nordio e così possiamo fare due chiacchiere, visto che avete sempre dato la disponibilità anche di poter venire in studio insieme con Nordio, magari sarebbe una bella cosa. Speriamo che il Ministro della Giustizia trevigiano possa così raccogliere l'appello di Christian Demma. Giovedì mattina verrà fatta esplodere una torre idrica a Bagnoli di Cadone, che dalle 7 saranno evacuate 200 famiglie. Bomba Day a Bagnoli, frazione di Cadoneghe. Giovedì 6 marzo, a partire dalle 7 del mattino, saranno evacuate circa 200 famiglie per una parte della giornata. Il tempo di far esplodere la torre idrica, un serbatoio di acqua per intenderci, 45 metri di altezza, di proprietà di Etra, che si trova all'incrocio tra via Augusta e via Bagnoli, realizzata oltre 50 anni fa, ma ormai abbandonata da tempo. Carabinieri, polizia locale e volontari della protezione civile passeranno di casa in casa per assicurarsi che le famiglie lascino le abitazioni in un raggio di 110 metri dal luogo dell'esplosione. Gli anziani e i disabili saranno ospitati in strutture predisposte dal comune, aperte comunque a tutti. Le strade della zona saranno completamente chiuse e attivati 4 posti di blocco. Alle 10 il sindaco Marco Schiesaro farà esplodere 74 cariche che faranno crollare la torre. Terminate le operazioni, nell'arco di un paio d'ore i residenti potranno rientrare nelle case. Servizio Federico Fusetti: per valorizzare le acque di Padova e promuovere un tipo di turismo, il Comune propone di costruire 6 approdi per le imbarcazioni dei visitatori, quindi si potrebbe parlare di un turismo fluviale. Vediamo. Padova, città d'acque. La conferma di questa vocazione arriva dal bando pubblicato dal Comune per assegnare 6 spazi lungo le rive del Piovego da attrezzare e trasformare in una sorta di porticcioli turistici veri e propri. Sono tutti spazi lungo la riva sinistra del fiume, ad esempio in via Trieste, all'altezza di Piazzale Boschetti, sulla scalinata del Portello, nella zona del Ponte dei Graissi. Saranno lunghi dai 25 ai 40 metri per una larghezza di 5 metri. La scadenza per esprimere il proprio interesse da parte di società o privati che magari già si occupano di turismo è il 27 marzo. L'obiettivo è quello di raddoppiare il numero di visitatori e turisti frequentatori dei corsi d'acqua della città, letteralmente un tuffo nel passato, ammirando Padova da un altro punto di vista. Attualmente sono 5 le società che si occupano di questo settore turistico, con una quindicina di associazioni remiere che invece coniugano sport e cultura delle acque padovane. Il Comune punta così anche a riqualificare la zona attorno agli approdi, compreso il verde. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Italo Moravo e Tommaso Migotta, ma state con noi, torniamo subito.
Di nuovo in diretta, con grande piacere presento il nostro ospite di Focus TG, oggi il comandante Ferruccio Falconi. Buongiorno comandante, bentornato. Pensate che il comandante Falconi, che è un protagonista della storia di Venezia, soprattutto per quanto riguarda le attività marittime, ha al suo attivo 32.000 pilotaggi di navi, no? Sì, a Marina di Carrara e a Venezia. A Venezia. Dopo 10 anni di navigazione. Dopo 10 anni di navigazione ha compiuto l'altro giorno, il 3 marzo, 98 anni. Sì, 98 anni. Come si arriva a 98 anni in questa forma sbagliata? Io non me li sento, perché sono in un continuo di felice attività. Non lo chiamo neanche lavoro, perché non è fatica. Mi piace scrivere, comunicare, da sempre. Figurati che il mio primo articolo sul Tirreno, sul Telegrafo, a 15 anni ho pubblicato un articolo perché c'era il carnevale di Viareggio e di Marina di Carrara. Perché Marina di Carrara, il carnevale, era così importante? Lei è nato a Marina di Carrara, no? I carri erano fatti dagli scultori del marmo, perché lì c'è il marmo, Viareggio, Forte dei Marmi, Carrara, pieno di scultori. Gli scultori poi si prestavano a fare le figure. Ecco perché i carri di Marina di Carrara erano bellissimi, erano proprio opere d'arte. Ora se ne vedono tanti, ma insomma un professionista lì, le scalpellini, cavatori. Ecco, però veniamo a Venezia, no? Perché Venezia, abbiamo fatto il titolo, i 98 anni del comandante Ferruccio Falconi, lupo di mare e di laguna. Perché, lupo di mare e di laguna. No, perché lei ha vissuto una vita a Venezia, lei veramente, il comandante Falconi, può vantare una cultura enorme, davvero, è giornalista, ha scritto 4 libri, è titolare del Museo del Mare, del Lido di Venezia. Il museo, sì. Il Museo del Mare e dei Campi. Perché? Perché i veneziani erano sì naviganti, ma erano anche agricoltori. E come? Lo dimostrano le 400 ville venete del Palladio, eccetera, queste meraviglie tutte intorno, perché poi loro d'inverno non navigavano, curavano e quando loro erano via per i loro domini, erano le signore, erano le dame, erano le donne che portavano avanti queste campagne. Allora c'era la mezzadria, e c'erano tutte. Poi è andata a finire. Fortunatamente adesso ci sono degli enti che stanno rivalutando le ville venete, perché poi formano un oggetto di attrattiva. Poi su Venezia, l'Hinterland del Veneto, che era così bello, era affascinante. Io, che sono di origine contadina da parte della mamma e marinara da parte del papà, quando sono venuto qui mi sono innamorato di Venezia, perché ci sono venuto con una petroliera da primo ufficiale. Mi ha affascinato. Facevo già lo scugnizzo nel porto di Marina di Carrara, sì, da giovane. Poi ho fatto il pilota abusivo lì, perché non c'era l'organizzazione. Allora io andavo sulle navi inglesi che venivano a prendere il marmo da Carrara e io gli indicavo dove dovevano legarsi, come, eccetera, così. E così è nata la passione. Ho fatto gli esami e qui sono diventato pilota effettivo a Marina di Carrara, poi si guadagnava poco, sono andato a Venezia e Venezia mi ha affascinato. Molto più difficile il pilotaggio, mamma mia, dottor con la nebbia, non c'erano i radar ai tempi, e quindi andare dentro. E passavamo per Venezia, per il centro storico, con petroliere cariche di benzina, petrolio, 20.000 tonnellate, 25.000 tonnellate di benzina. Pensi se fosse accaduto un incidente. Ecco perché hanno fatto il porto di Malamocco, l'entrata a Malamocco, per togliere questo grave rischio. E per di più non solo era una nave, una petroliera che andava, c'era anche l'altra che usciva, quindi si incrociavano. Poteva essere una catastrofe. No? Io devo ringraziare tantissimo i miei maestri, i vecchi piloti che mi hanno insegnato a lavorare. Io sapevo vogare, andare a vela, perché lì a Marina di Carrara sul mare
quindi la marineria si fa da piccoli. Il grande pilota deve aver fatto vela. Lei ha fatto l'Accademia di Livorno, sì, no? Ho fatto l'Accademia Navale di Livorno. Ecco, io ho fatto l'Accademia di Livorno e devo dire un po' di me, se no di chi. Siamo entrati in 130 e siamo usciti in 60 dall'Accademia. Qui hanno fatto una selezione molto dura. E lì ho imparato tante cose e sono uscito terzo, ma appassionato di tiro. Sono diventato a 22 anni, ero già direttore del tiro della nave Gabbiano, che era il capo squadriglia della scuola comando. Aveva fatto le istruzioni a Taranto stupendo, in un grande istituto militare c'era un teatro, si chiama il Teatrino, e lì il direttore del tiro guardava, diceva, elaborava un computer primordiale e si vedevano le salve a tirare le navi che partivano. Teatrino cinematico, e lì mi sono formato e sono diventato, e mi hanno mandato istruttore all'Accademia Navale di Artiglieria. Quindi mi piace, anche questa è stata una bellissima esperienza. Traino, bersagli veloci, insomma il mare, e come diceva la grande scrittrice francese, un marin rien n'est plus beau, un marinaio non è niente più. Però la radice contadina, un giorno facendo una gita con una macchina nuova che mi ero comprata, sono capitato a Vittorio Veneto, ho visto un cartello vendersi podere, e sono andato su. Ho visto, mi è venuto incontro un contadino, dice: ma lei vuol comprare? Sì, dico, voglio comprare, voglio sentire quanto costa. E mentre stavo trattando, divertentemente trattando, un asinello mi è venuto vicino e poi se n'è andato. E dopo un po' è venuto, la terza volta, questo, io amo gli asini, gli asini sono stupendi. Ce n'era uno piccolo, una volta noi giocavamo con Castagnello e da noi giovani si faceva fare di tutto, ma se gli andava di torno un adulto sparavano calci, quindi l'asino è intelligente. Comandante, lei conosce come le sue tasche la laguna di Venezia, no? La laguna di Venezia che sta succedendo? È un tesoro da mantenersi. Però stanno scavando. Si interessa l'UNESCO. Io mi sono interessato e brevemente le dico che sono socio onorario dell'UNESCO, perché mi sono sempre adoperato. Ho visto che il futuro di Venezia era nella marineria, mentre adesso è tutto degradato. E sono convinto che il degrado di Venezia è cominciato con il ponte ferroviario fatto dagli austriaci, perché a quell'epoca gli austriaci dominanti hanno fatto il ponte. Hanno fatto questo ponte. Allora la gente è subito corsa verso la terraferma, affitti meno cari, campagne a poco prezzo. Certo. E tutto quanto sono andati. Ecco, l'esodo è cominciato così. Quindi pensi che Venezia isola è stata grande, regina del mare. Adesso facciamo quella manifestazione per la festa della Sensa di buttare l'anello, ma bisognerebbe comprare navi, perché la laguna è colonizzata dalle navi straniere. Loro vengono, e come? Avevamo una flotta meravigliosa, la flotta dell'Adriatica, Stelvio, Bernina, Brennero, Ausonia, navi meravigliose vendute. Dopoguerra perché non le flotte di Stato? Vendute per pochi soldi. Avevamo 4 navi scuola. La nave scuola la più bella, la Vespucci, la Giorgio Cini venduta agli stranieri. Io mi sono adoperato, ho fatto una coletta col sindaco Rigo, eccetera, eccetera. Invece i francesi, qualcuno di Roma, qualcuno di Venezia, complice, ha venduto quello. Quindi una vergogna da riscattare. Io sto scrivendo sempre, vorrei che si trovassero i colpevoli. Chi è stato che ha distrutto la marineria veneziana deve capire che ha sbagliato, e quindi gli altri
Invece di fare stadi, spendere in terraferma, città metropolitana, perché non rinverdire, perché non comprare navi e ripristinare la marineria? Perché l'armamento ha creato, e adesso bisogna anche vedere chiaramente di portare fuori dalla laguna le navi, perché le navi hanno un impatto. L'impatto più grande di una grande nave da passeggeri, per esempio, sembra niente, invece è l'impatto termico. Immagina, direttore, immagina tutti i volumi che sono condizionati, buttano fuori l'aria calda. E una nave, 2, 3, 4, ecco che aumenta l'inquinamento termico. È quello che determina poi i cambiamenti climatici. È il calore che va su e va a sommarsi a quello degli aeroplani. Lei lo sa bene che ci sono 27.000 aeroplani continuamente in volo nel mondo. Un aereo grande, da quelli là dei transcontinentali, brucia 4 tonnellate l'ora di kerosene. Una nave 300 tonnellate al giorno, perché corrono a 20 nodi. Di notte corrono per andare all'altro porto, è lo sfruttamento del turismo di massa, turismo nautico di massa. Mentre bisognerebbe che le navi marciassero a velocità ridotta, velocità economica. E quindi io faccio l'ambientalista da tempo e cerco in tutti i modi, non di prevalere, ma di consigliare quelli che dirigono, di fare capire l'importanza. E poi c'è da combattere il moto ondoso. Per fortuna il comando della Capitaneria si sta interessando molto significativamente, però bisogna cercare di eliminare l'inquinamento, perché le navi hanno un impatto notevole e gli anodi sacrificali di zinco che si consumano, hanno la vernice antivegetativa, perché antivegetativa è un veleno, quindi se si consuma va nell'acqua, va nei fondali dei nostri pesci. Certo. Quindi l'ambientalismo si impone. Ecco, a proposito di ambientalismo, andiamo a Pederobba, dobbiamo andare in diretta dal nostro collega Christian Arboit, perché c'è un problema con i 5G, tra l'altro il primo round è stato vinto dal Comune. Non so se è di questo che ci devi parlare, Christian, o di altro, perché non sapevamo quando ti saresti collegato. Assolutamente di questo, direttore, ma ci arriviamo fra pochissimo, perché il sindaco ci ha appena comunicato che in questa fermata, forse lo puoi vedere anche dalla chat, ho mandato le foto, questa notte c'è stato un atto di vandalismo gravissimo con croci naziste, non solo in questa parte di Covolo, non solo su questa fermata del pullman, ma anche in un murales qui poco distante. Sì, purtroppo è la seconda volta che si ripete questo gesto ignobile da ignoranti, posso solo dichiararlo così, perché se sapessero il significato di quel segno se ne vergognerebbero anche loro. E sono dispiaciuto e amareggiato, perché se ci sono dei giovani che si perdono tempo per fare questi segni sul bene pubblico, è davvero che fa piangere il cuore. Non è la prima volta che capita. E non è la prima volta che capita, è sempre qui nella frazione di Covolo. Lei ha un'idea di chi possa essere stato? Assolutamente no, ne abbiamo parlato questa mattina con la polizia municipale, adesso vedremo in qualche modo di poter risalire al disgraziato e perseguirlo. Anche perché appunto ha vandalizzato un murales qui poco distante. Sì, infatti, oltre al segno che è decisamente schifoso, ha rovinato anche un murales che abbiamo realizzato poco tempo fa qui nella frazione di Covolo. E ha segnalato l'episodio ai carabinieri? Ma oggi mi recherò sicuramente in caserma per segnalare il fatto. Allora, noi eravamo qui, grazie Sindaco, se può venire con noi, per parlare di 5G, giustamente, direttore. C'è un tavolo aperto tra il comune di Pederobba e una grande compagnia che qui vorrebbe installare un'antenna 5G alta 30 metri, proprio qui dove vede i segni a terra. Siamo davanti al cimitero di Covolo di Pederobba. Lei, Sindaco, non ci sta, ha fatto un'ordinanza
prima in Italia, probabilmente è stato lei il primo in Italia a farla, dove dice no, qui no. Diciamo che, come potete vedere, si tratta di un luogo davanti a un cimitero e penso che sia pensiero di tutti che potrebbe essere il posto peggiore per poter installare un'infrastruttura del genere. Però vorrei segnalare che questo episodio si ripeterà nel territorio nazionale, perché qui si tratta di zona bianca, e se volete vi spiego anche cosa significa zona bianca. Brevemente, sono zone che dal punto di vista commerciale non hanno interesse, per cui la Comunità Europea ha deciso di mettere a disposizione di fondi attraverso il PNRR, e attraverso questo i regolamenti dei comuni per le antenne vengono scavalcati. Sono opere finanziate dal PNRR che cadono sulla testa dei comuni. Esattamente, noi non possiamo fare altro che metterci di traverso e cercare soluzioni diverse, dando incontro a quelle che sono le esigenze del mercato, però rispettando i luoghi. Da qui la sua ordinanza contingibile urgente con cui blocca i lavori, però qualcosa si sta muovendo, è qualcosa di grosso, perché qui a Pederobba arriverà l'amministratore delegato della società di chi? Sì, arriverà l'amministratore delegato di Infratel, che è l'azienda che ha vinto questo bando europeo, perché ha capito l'importanza del nostro gesto e di conseguenza ha capito di nuovo il fatto che si ripeterà in tutto il territorio nazionale. Quindi l'amministratore delegato di Infratel, che è un colosso, verrà a Pederobba proprio per prendere atto di questa situazione, di questa sua richiesta che vale per Pederobba ma per tutti i comuni che ricadono in zona bianca, e sono davvero tanti, soprattutto in Veneto. Beh, certamente, purtroppo, come potete vedere, la zona è molto ampia qui nel territorio dove hanno individuato loro, c'è posto per tutti, per cui abbiano la pietà di rispettare il luogo cimiteriale. Grazie Sindaco anche per aver condiviso con noi la prima notizia, quindi queste croci naziste che sono comparse nel paese di Covolo nottetempo. Il Sindaco che si recherà presto ai Carabinieri per denunciare l'episodio. Direttore, a te la linea. Grazie a Cristian Arboit e a Alberto Pivetta da Pederobba, e torniamo dal comandante Ferruccio Falconi. 98 anni e dove non li si vede. E sento da quando ti conosco, da quando eri al Gazzettino, che eri più giovane, eri più piccolo, eri bravissimo, non solo perché pubblicavi le mie lettere marittimistiche, ora non lo fanno più perché non capiscono di mare, perché di mare, il futuro di Venezia è sul mare. Certo. Venezia deve tornare all'armamento, deve cessare la vergogna che le nostre acque sono colonizzate dalla bandiera estera. E come? A Marghera la Fincantieri fa navi per tutto il mondo, a Monfalcone fanno navi per tutto il mondo, e fate le navi italiane, quindi ci rivuole una flottiglia. Ecco perché io ho creato il Museo del Mare e della Campagna, proprio per imitare i vecchi veneziani che amavano il mare e amavano la campagna, facevano queste due cose insieme. E il mio Museo del Mare, esemplarmente da 35 anni ad entrata gratuita, mi sono rovinato. Sono anche divertito, perché tutti i miei risparmi di tanti anni di navigazione e di pilotaggio li ho messi lì, comprando reperti, e poi ho una collezione di dipinti di grandi dimensioni. No, ricordati, sono tutti fatti dal vero, infatti i temi cromatici, li vedi, sono diversi, perché è diversa la luce, è fantastica la laguna come cambia, e invece i grandi dipinti, anche famosi, anche bellissimi, ma sono fatti in studio, quindi rispecchiano l'intelligenza, la bravura, la sensibilità del pittore, ma non la realtà del momento. Ecco, quindi i miei quadri, che fanno in doppia fila cornice a tutti i reperti che si possono toccare, si possono far funzionare. Tu vedessi la felicità dei bambini quando vengono lì. E io adesso, finché posso, vado avanti così. E tutto si svolge nella beata indifferenza delle autorità culturali. Mi dispiace, si sono interessate al mio museo soltanto gli ammiragli, i comandanti del porto, ultimo il comandante Filippo Marini, che è venuto anche con la sua moglie, è venuto con la sua scolaresca, tutti contenti, ma tu vedessi anche dai bambini dall'asilo.
quindi è un forte incentivo, e molti di ragazzi che hanno frequentato il mio museo oggi navigano, e ce n'è uno che comanda la seconda nave più grande del mondo. È la mia soddisfazione quando la gente viene, che io posso ancora spiegare, e lì toccano, tutto funziona. E invece negli altri musei là non si può, qua non si fotografa, al Museo Falconi, al Lido di Venezia. È un'esperienza, ecco, devo dire, comandante, consiglio a tutti di andarlo a vedere. Al Lido di Venezia, vicinissimo all'arrivo dei vaporetti, è un museo straordinario, ci sono dei pezzi di attività marittime, di storia. Rarissimi. No, rarissimi, e lanciamo un appello al Presidente Zaia e all'assessore Corazzari che vengano a trovarla, no? Perché ma che venissero a vedere, a rendersi conto, perché è un esempio da imitare. I musei devono essere così, i musei nazionali, entrata gratuita specialmente ai giovani, ma non fare dei musei là che non si può toccare, si guarda, poi sono sempre le stesse cose, gli stessi artisti, l'arte, ma l'arte anche navale. L'arte navale, il mare dà tutto, io l'ho celebrato nelle mie poesie, lo sai. Come no? Certo. Ne ho fatta una anche per te, lo so, due. Mi ricordo, perché stata anche, l'hai anche declamata ti ricordo al Gazzettino. E io, avendo girato il mondo e conosciuto tanti giornalisti, ancora io sono, credo, il più vecchio direttore di giornali, io sono direttore responsabile di Nexus. E scrivo poesie lì, e sono stato direttore di partecipazioni finanziarie e corrispondente pagato profumatamente da Tecnologie, Trasporti e Mare di Genova e la Borsa dei Neoli di Genova. Quindi io console onorario anche, console onorario. Sì, io sono ancora il console onorario più grande del mondo dello Stato diamantifero dell'Esoto, è un enclave, certo. È stupendo, È bellissimo l'Esoto, perché si va a sciare. Dice, ma dove vai a sciare a Cortina? No, io vado in Africa. Ma sei scemo? No, è là, nell'Esoto si scia, perché è tutto montagnoso. Che meraviglia, è primitivo. E loro si sono accorti di me, perché è capitato loro, all'ambasciatore, un mio libro che si chiama Invito al mare, corposo, 2,5 kg, tutto fatto di mie esperienze, non per sentito dire. E allora, questo gli ha regalato il libro, loro hanno visto il video, mi hanno chiamato e mi hanno chiesto delle delucidazioni, delle collaborazioni per mantenere pulite le loro acque, perché il Lesotho vende l'acqua. In Africa vende l'acqua, quindi hanno dei bacini idroelettrici grandi e distribuiscono l'acqua. Allora non vogliono motori, mi hanno detto come si deve fare. Io l'ho parlato, allora abbiamo proposto, ma lei vuol fare il console? Sì, da questa, e non me li levo più perché è anche noioso, perché bisogna tutte ci sono pratiche burocratiche, ma è anche un onore. Io sono console generale onorario più vecchio del mondo del Regno dell'Esoto. Sono stato ricevuto dal re, il re mi ha invitato, è stata una cosa bella. Ma complimenti. Non vorrei prenderti tanto. No, dobbiamo andare in pubblicità 1 minuto e poi ritorniamo per la chiusura. Perché, è bene. Tra poco col comandante Ferruccio Falconi, un ragazzo di 98 anni. In diretta con il comandante Ferruccio Falconi. Comandante, poi l'attività di libri. Siamo alla conclusione, ma io voglio dire a tutti gli ascoltatori che tu sei bravissimo. Tu sei un presentatore, ne ho conosciuti tanti, ma tu sei veramente pronto, immediato, conosci il mondo politico. Io mi diverto a sentirti e mi faccio cultura, imparo da te. No, davvero. Grazie. Ti ho fatto anche le proposte ufficiali per farti Presidente della Repubblica o perlomeno Ministro. Ma guarda, senza scherzi, l'Italia ha bisogno di persone di valore. Ecco, torniamo a Venezia. Venezia ha bisogno che il sindaco e
i consiglieri comunali vivano a Venezia e invece vivono tutti fuori, e quindi quelli che vengono e poi che conoscano le lingue straniere, perché guarda per esempio la nostra, come si chiama, la prima ministra nostra, Meloni, Giorgia Meloni? La Giorgia Meloni è una meraviglia, io che conosco l'inglese, a sentirla parlare direttamente con un inglese fluido, facile, comprensibile, è un onore per tutta Italia. È per un onore per tutta Italia questa Meloni, ma veramente, perché fa piacere vedere. Io ricordo Pella, il ministro Pella, ministro degli esteri, quando andava via, e io con combinazione ero a Roma, e gli dice la segretaria, vuole 1 o 2 interpreti? C'è nessuno, andava a comprare la lana in Australia e trattava direttamente. Ma lo capisci? Quindi Giorgia Meloni davvero ecco perché tutti la vezzeggiano, la baciano, la abbracciano, ma perché la considerano anche. È una persona di valore. Io non ho tessere di partito politico, però essere rappresentato da una persona così carina, e poi è ambasciatrice della moda. Non vedi che tu cambia vestito? Ma bisogna anche questo fare. Perché, per esempio, il comparto santoriale, vediamo qua Pierre Cardin cosa ha fatto. Esatto, che è nato a San Biagio di Calais. Ma sai che dispiacere, voleva fare l'attore, il più bel grattacielo del mondo lo faceva Marghera, gliel'hanno impedito. È morto con quello. Quel dolore, ma dico, ecco, la moda, guarda quanta gente della moda ha fatto miliardi. Quindi ecco che la moda italiana va, quindi anche la Giorgia Meloni, che ci rappresenta così bene, quindi io non faccio cose della politica, ma penso che tutti dovrebbero collaborare, aiutarla, perché il mondo è un po' così impasticciato. E quindi, purtroppo siamo ecco, in una io ho fatto per scongiurare il pericolo atomico, che è possibile, perché da che mondo è mondo tutte le armi nuove sono state adoperate, anche la bomba atomica in Giappone. Allora, per evitare questo pericolo, che ci sono molte testate, io ho detto mettiamoci d'accordo, smontiamo tutte le testate atomiche da tutti i missili e con quell'uranio facciamo le centrali elettriche. Ecco la pace, ecco mandare via il terrore, perché un passo, un errore può far scatenare una guerra. Le guerre spaziali, a me piace, io studio un poco di astronomia, sai che è diversa l'astronomia nautica dall'astronomia reale, tutta questa che adesso, ora sono sulla Luna i padovani, ma pensa che bellezza questa Italia qua. Abbiamo gli accoltellatori e noi dobbiamo una cosa, una raccomandazione, mandiamo in Africa tutti quelli che sono qua, tutti quegli abusivi, mandiamo e aiutiamoli a riforestare l'Africa, perché tutto il calore che ci viene è perché i nostri nonni padri hanno desertificato, hanno sfruttato l'Africa. Quindi questa gente qua, questi migranti, riportiamoli là e aiutiamoli a riforestare, perché solo così si ferma l'avanzata del deserto. La stessa cosa, il grande errore di Mao Zedong è stato quello di fare bruciare gli alberi per far carbone. Ora se ne accorgono. E i cinesi, bravissimi, adesso stanno riforestando il loro paese per arrestare l'avanzata del deserto del Gobi. Quindi consentimi, direttore, un appello a tutti, un appello ambientale. Rispettiamo il verde, rispettiamo la terra che ci dà da mangiare, ci dà tutto. È misteriosa la terra, metti un seme, nasce una pianta, nasce un carciofo, nasce un albero. È la terra che dobbiamo amare. Ecco perché io, marinaio, amo il mare, ma amo anche la terra. Comandante, guardi, non ci poteva essere chiusura migliore. Comandante Falconi, un pozzo di scienza, di conoscenza. Dovrebbero fare lei ministro, altro che storia. Grazie molto, comandante, e tanti auguri da parte di tutti noi, redazione, tecnici. 98 anni, ci metteremo la firma. 99 torniamo qui in studio. Mio fratello ne ha 102. Vabbè, allora andremo avanti. Abbiamo navigato insieme.
Grazie molto al comandante Ferruccio Falconi, complimenti e ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata, arrivederci.